Al termine di Empedoclina Nissa, finita 3-0 per l'Empedoclina, siamo col tecnico dell'Empedoclina Angelo Mercante, mister Mercante, dopo una serie di infiniti pareggi, anche meritati perché l'Empedoclina avrebbe meritato di vincere. Finalmente una vittoria bella e convincente. Sì, hai detto bene, finalmente una bella vittoria. Ci voleva perché questi ragazzi, come ho detto in tantissime altre occasioni, lavorano tanto e quindi ci voleva per il morale, ci voleva pure per la classifica. E andiamo a affrontare una settimana con più serenità. Dopo un primo tempo dove la Nissa nei primi minuti vi ha messo in difficoltà, poi avrete preso le contromisure e poi siete usciti benissimo fuori alla distanza. Sì, i ragazzi tenevano bene palla, a parte i primi minuti dovevamo un pochettino così sistemarci, prendere le misure all'avversario, poi tenevamo bene palla, abbiamo tutto il campo, eravamo sempre sotto linea del pallone. Che dire, i ragazzi comunque siamo sulla buona strada, dai, ci siamo. Siamo con Pietro Curabba al termine di Empedoclina Nissa. Pietro, un gran bel gol e il 2-0 che ha messo in ghiaccio la partita. Bella prestazione, finalmente dopo tanto tempo mi sono sbloccato. Ora pensiamo ad allenarci bene, pensiamo alla prossima domenica perché abbiamo una partita molto importante dove dobbiamo vincere a tutti i costi. Contro chi giocate domenica? A Vellabate. Quindi a Vellabate, vincendo a Vellabate vi toglierete dalle sabbie mobili della bassa classifica, Sì. che ormai con la vittoria di oggi non c'è più. Certo che ci togliamo da laggiù perché non è il posto dove meritiamo di stare, perché abbiamo perso tanti punti in questo tragitto. Ora speriamo che vinciamo e andiamo avanti così. Finalmente!